Cari amici, ben ritrovati, eventi al territorio, 23esima festa del Fagiolo Borlotto a Covolo di Pedroba. Siamo in compagnia della Presidente della Proloco, Emanuela Tesser. 3 weekend ricchi di impegno che la Proloco promuove per ribadire ancora di più una promozione del territorio vera e genuina. Sì, certo che sì, siamo alla 23esima festa del fagiolo, un prodotto della nostra zona, noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, continueremo con la promozione perché insomma è giusto promuovere un prodotto del nostro territorio. Quindi 3 weekend ricchi di impegni, di eventi, musica, dibattiti e tanto buon cibo, qualche piatto particolare che ti viene in mente? Sì, allora, intanto abbiamo cominciato col primo fine settimana, all'inaugurazione avevamo un bellissimo gruppo, purtroppo siamo un po' stati penalizzati dal maltempo, però già da oggi vediamo insomma il sole splende e noi i piatti naturalmente sono a base di fagiolo perché quello stiamo promuovendo, però abbiamo tant'altro, i polli, i stinchi, le seppioline, il baccalà, insomma c'è un po' di tutto, la nostra cucina è sempre varia. Assessore, ancora una volta l'amministrazione abbraccia tutte le promozioni che la Proloco e tutte le associazioni del comune fanno per promuovere il territorio. Beh, sicuramente la festa del fagiolo è tradizionale, ormai oltre 20 anni di impegno nella promozione del territorio e dei prodotti tipici, in modo particolare il fagiolo borlottonano, ma anche tanto sport. Oggi 15 settembre, la seconda edizione della centenaria, una corsa, un trail tra i luoghi della storia e tra la nostra natura, oltre 600 partecipanti, tutti poi qui a mangiare sotto lo stand della festa del fagiolo. Un grande grazie alle 25 associazioni che hanno partecipato, ma soprattutto agli instancabili volontari della Proloco, oltre 100 persone guidate dalla bravissima Presidente Emanuela Tesser. Covolo, patria oggi di sport e di prodotti tipici. Instancabili volontari della Proloco, ma io oso dire, e lo dico a tutti i telespettatori, non solo assessore ma anche volontario, perché ti ho beccato che stavi coordinando e stavi facendo il volontario. Beh, da quando avevo 15 anni sono volontario qui e diciamo che fare politica e soprattutto mettersi al servizio. Questo è fare gli amministratori locali, bisogna essere sullo stesso piano di chi fin dalle 4:30 di questa mattina è in piedi per regalare a tante persone oggi questa giornata. Emanuela, poc'anzi l'assessore alle associazioni del comune ha elogiato la Proloco, ma la Proloco sicuramente vuole elogiare i tantissimi volontari senza di cui queste manifestazioni non avrebbero da esistere. Sì, sicuramente, allora io lo dico sempre, continuerò a dirlo, io se devo ringraziare qualcuno è sempre la Proloco, il Consiglio e tutti i volontari che ci girano attorno, perché naturalmente se non ci fossero loro non si farebbe niente. Emanuela, noi ti ringraziamo, anche quest'anno abbiamo accettato il vostro invito volentieri a venire a questa 23esima edizione. 2 weekend sono già passati, però io, Emanuela e tutto lo staff della Proloco vi diamo appuntamento per il prossimo weekend 21 e 22 settembre qui a Covolo di Pedroba, 23esima festa del Fagiolo Borlotto.